Noi siamo in contatto con l'unità di crisi della Farnesina e quindi abbiamo informazioni dirette. In questo momento sappiamo che l'ambasciatore Agostini ha preso contatto ovviamente con la signora Chiarelli e c'è ovviamente da parte nostra, da parte di tutti i cittadini, ma soprattutto da parte della signora la necessità e la volontà di sapere come siano andate veramente le cose. E si pensa sia stata una disgrazia, ma il pensare non è sufficiente, vogliamo che ci siano dei dati concreti. Voglio ricordare che questi nostri due concittadini si sono trovati purtroppo vittime, non si sa ancora bene in che contesto, ovviamente hanno perso la vita padre e figlio, in un'attività di volontariato, di attività di antibracconaggio. Lo Zimbabwe non ha personale della vigilanza a sufficienza e quindi si avvale anche di privati, peraltro in questo caso di un privato, penso al papà, molto esperto e anche molto rigoroso rispetto a questi temi. E quindi ancora attesa per avere informazioni, per capire fino in fondo cosa realmente è accaduto.